Abbiamo parlato tanto di pesce azzurro, di pesca sostenibile, ma non si può parlare di piatti di cucina senza parlare di vino e di giusto abbinamento tra cibo e vino. Abbiamo invitato un sommelier di grande esperienza, uno dei massimi esperti di Marsala che abbiamo nel mondo, per parlarci di vino. La prima cosa che mi viene in mente è quella di descrivere le caratteristiche del pesce azzurro, quindi un pesce grasso che ha dei grassi buoni, gli omega 3 fanno bene alla salute, ma hanno bisogno di essere trattati in maniera adeguata nell'abbinamento con il vino. Quindi mi viene in mente di indicare dei vini che abbiano un'acidità spiccata, perché in questo modo, con acidità magari accompagnata anche da una buona sapidità del vino, e dunque se dovesse essere il caso per esempio di un vino sfumante anche dal gas acido carbonico, dalle bollicine che rafforzano la percezione dell'acidità, si riuscirebbe a trovare un abbinamento ideale. Ovviamente poi il tutto va visto anche nel contesto della preparazione gastronomica della quale parliamo. Le caratteristiche generali che abbiamo voluto citare sono quelle del pesce azzurro, ma ovviamente questa poi valutazione cambia a seconda del tipo di preparazione che verrà scelta dallo chef. Per esempio, con l'antipasto che abbiamo preparato con le boghe, una zuppetta di boghe affumicate in salsa di finocchietto selvatico e vassetta del Belice. Beh, magari non la servirei come antipasto in questo caso, perché nella nostra tradizione era il pasto principale, se non unico, però in questa occasione mi viene in mente proprio di fare l'abbinamento territoriale, tradizionale e anche tecnico-scientifico, no? Che è quello del nostro vino di alto grado naturale, magari con caratteristiche ossidative, per esempio un perpetuo, e questo è un vino che è in grado di ben bilanciare questa preparazione, che ha in seno anche delle acidità indotte dalla preparazione magari insieme a del pomodoro, che è comunque un ingrediente ricco di acidità. Ha anche una grande intensità aromatica che è dovuta a tutte le una buona sapidità, quindi abbiamo bisogno di un vino che abbia anche una sua importante dimensione dal punto di vista della persistenza aromatica e dell'intensità aromatica, per essere pari e quindi ben bilanciare l'impatto aromatico sul palato del cibo, e poi anche una presenza di alcol importante che asciuga il palato in questo caso, e quindi ci rimette a posto e ci dà la voglia di continuare a mangiare. E allora continuiamo con delle busiate con stufato di palamita. E questa è un bell'affare, bisognerebbe poterla assaggiare per poter fare l'abbinamento ideale, però in questo caso si potrebbe azzardare per esempio anche un qualche vino rosso non particolarmente tannico, anzi direi appena con una tannicità appena accennata, perché è un sugo di mare che ricorda quelli di terra. Quindi in questo caso, visto che c'è anche, come dire, questa tendenza, questa propensione ad impiegare sul pesce dei vini rossi, se si riesce a trovare un rosso con buona acidità non è difficile, perché ne abbiamo in Sicilia, ma magari con delle estrazioni minori di tannino, questo potrebbe essere l'abbinamento ideale. Negli altri casi che cosa mi viene in mente? Mi vengono in mente dei vini magari preparati a partire dai nostri vitigni più tradizionali e più comuni, ma magari qualcuno che sia rimasto in botte di legno per un po' di tempo, e quindi che abbia una sua maggiore evoluzione, una sua maggiore complessità aromatica per poter ben impattare con un piatto abbastanza elaborato. E per fare un altro esempio, che l'abbiamo preparato per i bambini, ma è un piatto che secondo me ai grandi piace tanto, un hamburger di sgombro. Sì, io l'ho visto preparare ed è molto è abbastanza articolato, complesso no, ma articolato sì,
Bene, in questo caso per esempio mi verrebbe in mente di servirci sopra anche un sorso di Marsala, perché in questo caso abbiamo un grande impatto, perché questa cipolla caramellata con il vino passito ha veramente una carica aromatica forte e lo sgombro di suo comunque è un pesce che si fa sentire, che si presenta, si propone in maniera molto disinvolta, quindi un vino che abbia una discreta acidità ma anche una grande presenza aromatica, di impatto, di intensità, come può essere un vino Marsala. Non necessariamente un vino Marsala assolutamente secco, anche con un residuo zuccherino, purché non sia preponderante. E allora, con questo Nero d'Avola, Fumante, le bollicine siciliane, che portano bene, che sono il vino dell'allegria e quindi porteranno sicuramente bene al pescato siciliano brindiamo al buon pescato siciliano. e a tutti quelli che lo consumeranno prossimamente.